Un radiocollare per monitorare gli spostamenti dei lupi. È questa l'idea della regione presentata al tavolo per la gestione dei lupi. Seppellita l'idea di una norma con estrema ratio, l'abbattimento. Il Veneto si smarca da Trentino e Alto Adige e qualcuno dalle parti dell'altopiano di Asiago e dal Monte Grappa sostiene che il Veneto si sia smarcato anche dai suoi allevatori che speravano proprio nella possibilità di ricorrere agli abbattimenti. Ora però ci sono i numeri che indicano le proporzioni del fenomeno in Veneto. 43 lupi e che ci dimostra comunque che questi lupi dalla genetica che abbiamo in mano non si sono ibridizzati. Certo è che la sicurezza passiva, fatta di cani maremmano, di reti e radiocollari, che vede come estrema soluzione anche l'indennizzo a chi subisce la perdita dei capi sbranati dal lupo, fatica a prevenire gli attacchi stessi. Ci rendiamo conto benissimo della situazione, sappiamo che ci sono questi greggi di bovini che anche alla notte passano e quindi diventano facili prede dei lupi però noi abbiamo messo in campo molti sistemi di prevenzione, abbiamo fornito più di 200 recinti elettrici in questi 2 anni agli allevatori, 10 cani maremmani, siamo presenti con 4-5 tecnici sui territori per fare assistenza. Ora la Regione ha chiesto un incontro al Ministero, chissà se sul tavolo ci sarà ancora la proposta di abbattere i lupi che il Ministro Costa ha già fatto sapere di non gradire. Abbiamo intenzione anche di chiedere che alcuni esemplari di questi lupi possono essere traslocati o gestiti in altre situazioni lontano dai nostri allevamenti. Rete Veneta da tempo è schierata al fianco dei malghesi e di chi chiede più tutela per il proprio territorio.